Signore e signori, chiamiamo sul palco i protagonisti di questa serata. La fanfara della Brigata Alpina Giulia e i ragazzi, i genitori e gli operatori della Fondazione Progetto Autismo. Fanfara è diretta dal sergente maggiore Capo Flavio Mercorillo. La fiaba musicale Piccolo Principe, ispirata alla celebre opera di Saint-Exupéry, si rivolge sia ai bambini che agli adulti. I vari piani di lettura rendono il racconto piacevole per tutti e offrono temi di riflessione alle persone di qualsiasi età. Nel lavoro proposto, il legame tra le parole e la musica crea la magia che accompagna il viaggio del Piccolo Principe tra asteroidi e pianeti. La fanfara della Brigata Giulia e il narratore rendono il momento di concerto uno spettacolo unico che lega intimamente tra loro gli aspetti narrativi, espressivi e comunicativi. La fiaba musicale Piccolo Principe rappresenta un modo suggestivo e ricco di passione per un concerto indimenticabile, ricco di emozioni. Signore e signori, godiamoci questo emozionante spettacolo che oggi la fanfara della Brigata Alpina Giulia ha voluto farci in dono. Fiaba musicale Il Piccolo Principe.
grande boa mentre inghiottiva un animale. Sotto c'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera senza masticarla, poi non riescono più a muoversi e dormono per 6 mesi. In questo lungo periodo avviene la digestione. Pensai molto alle avventure che si potevano fare in una giungla e feci il mio primo disegno e lo mostrai alle persone adulte che incontravo, che conoscevo, e domandavo loro se il disegno li spaventava. Tutti quanti rispondevano allo stesso modo: no, no, perché dovrei essere spaventato da un cappello? Ma il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digertiva un elefante. Allora, per spiegare meglio che cos'era, disegnai l'interno del boa. Tutti quanti però mi risposero di non pensare troppo ai boa, sia di fuori che di dentro, ma di concentrarmi sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica. Rinunciai così alla carriera di pittore e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato molto intorno al mondo e fatto tanti incontri, ma l'opinione che avevo sulle persone non è cambiata affatto. Quando incontravo un uomo o una donna che mi sembravano di mente aperta, provavo l'esperimento del mio disegno. Tutti rispondevano allo stesso modo: è un cappello. Allora, senza pensare a boa o a foreste, parlavo di sport, di politica, di vacanze, di automobili, di abiti. Tutti, sottolineo, tutti, erano soddisfatti così di aver incontrato un uomo sensibile e di un certo livello. Così ho trascorso la mia vita impegnato nel lavoro e nei viaggi, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Si era rotto il motore ed avevo fatto un atterraggio di fortuna in mezzo alle dune. Avevo poco cibo ed acqua, soltanto per una settimana. E così la prima notte dormii sdraiato sulla sabbia. Potete immaginare lo stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta: mi disegni per favore una pecora? E allora saltai in piedi sorpreso ed un poco spaventato e vidi una meravigliosa personcina che mi stava guardando. Ero un po' confuso perché mi trovavo a migliaia di chilometri da una qualsiasi zona abitata, eppure quella meravigliosa personcina non sembrava smarrita in mezzo alla sabbia e non sembrava neppure stanca o affaticata. Allora gli sorridi e poi con calma gli domandai: ma cosa fai qui? E allora l'ometto che avevo davanti a me ripeté lentamente: mi disegni una pecora, per favore? Cercai con la mano nelle tasche e trovai un foglietto di carta ed una penna. Poi, un po' imbarazzato, gli dissi che io non sapevo disegnare. Allora lui mi rispose sempre con calma: non preoccuparti,
non sapevo disegnare le pecore. E allora, colpo di scena, feci quel disegno che avevo fatto molte altre volte, quello del boa dal di fuori. La sua risposta però mi lasciò del tutto meravigliato. No, non voglio l'elefante dentro al boa, disegnami una pecora. Allora feci il disegno. Guardò il disegno, sorrise e poi disse: no, questa pecora mi sembra malata, fammene un'altra. Allora feci un altro disegno. No, questa invece ha le corna, non è una pecora, è un ariete. Allora feci anche il terzo disegno. Questa è proprio molto vecchia. La pecora che voglio deve vivere per tanto tempo. Allora stavo proprio perdendo la pazienza. E così feci velocemente un quarto disegno e dissi: quella che vedi è soltanto la sua casetta, la pecora sta dentro. Il viso della personcina davanti a me allora si illuminò. Ecco la mia pecora! Pensi che mangerà tanta erba? Perché? Perché dove vivo io è tutto piccolo, molto piccolo. Certo che sarà erba a sufficienza, anche la tua pecora è molto piccola. E allora guardò nuovamente il disegno che avevo fatto e disse: guarda, si è messa a dormire. In questo modo simpatico avevo fatto la conoscenza del piccolo principe. Ancora non avevo capito da dove venisse il piccolo principe. Si meravigliò quando gli dissi che durante uno dei miei voli il motore del mio aereo si era rotto ed ero fortunatamente atterrato nel deserto. Allora mi domandò incuriosito: allora anche tu vieni dal cielo? Di quale pianeta sei? Rimasi scioccato da queste parole e subito gli domandai: ma quindi tu vieni da un altro pianeta? Non mi rispose e prese il disegno della mia pecora dalla sua tasca e disse: la casetta che mi hai dato terrà la mia pecora al riparo durante la notte. Certo, gli risposi, e ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno. E un paletto. Questa cosa scandalizzò il piccolo principe. Legarla? Ma perché? Beh, se non la leghi, la pecora si perderà. Il mio amico scoppiò in una risata e disse: ma dove vuoi che vada? È talmente piccolo da me che non si potrà mai perdere.
Avevo così scoperto che il suo pianeta era poco più grande di una casa e quando un astronomo scopre uno di questi pianeti generalmente gli dà come nome un numero. Lo chiama per esempio asteroide 3251. Penso che il pianeta da dove veniva il Piccolo Principe fosse l'asteroide B612. Sì, proprio così, l'asteroide B612. E sapete perché? Perché i grandi amano i numeri e li amano moltissimo. Se voi parlate agli adulti di un vostro amico, la prima cosa che vi chiedono è quanti anni ha? Quanti sono in famiglia? E magari vi chiedono pure ma quante macchine hanno? Non si domandano mai i grandi com'è la sua voce, quali sono i suoi colori ed i suoi giochi preferiti. Se voi bambini dite ai grandi ho visto una bella casa ricoperta di sassi con bellissimi fiori alle finestre, i grandi non arrivano ad immaginarselo. Bisogna dire ho visto una casa che vale 400.000 euro. Allora esclamano wow che bella! E così se voi gli dite la prova che il Piccolo Principe è esistito sta nel fatto che aveva un bel vestito, che rideva, faceva anche tante domande e cercava una pecora, beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno appunto come un bambino. Ma se invece voi dite il Piccolo Principe veniva dall'asteroide B612, allora si convinceranno subito della sua esistenza e non vi faranno altre domande.
sulla vita del piccolo principe e fu così che al terzo giorno conobbi la triste storia dei baobab. Dimmi una cosa, mi chiese, è vero che le pecore mangiano gli arbusti? E io gli risposi, certo. Allora il piccolo principe, contento, continuò, allora mangiano anche i baobab? Sorrisi e poi dissi al piccolo principe che i baobab erano degli alberi molto grandi, enormi, cioè. Ed eppure una madre di elefanti sarebbe stata capace di mangiare un solo baobab. Allora l'immagine di tutti questi elefanti fece ridere di gusto il piccolo principe. Bisognerebbe metterli uno sopra l'altro. Poi, ritornato serio, disse: i baobab, come tutte le cose che nascono e crescono, prima di diventare grandi, sono piccoli. Certo. Ma perché vuoi far mangiare i piccoli baobab alla tua pecora? E lui mi rispose dicendo che sul suo pianeta, come su tutti i pianeti, ci sono le erbe buone, ma anche le erbe cattive. I semi delle erbe buone e cattive dormono sotto la terra fino a che si svegliano e nasce così un bellissimo ramoscello. Se si tratta di un ramoscello buono, come una piccola rosa, lo si può lasciare spuntare, ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna estirparla subito. E il pianeta del piccolo principe era completamente infestato dai terribili semi dei baobab. Un baobab troppo grande occupa gran parte del pianeta e lo trapassa con le sue radici. Se il pianeta è troppo piccolo e i baobab sono troppo numerosi, il pianeta può scoppiare. E il piccolo principe mi disse: ogni mattina faccio con cura la pulizia del pianeta e strappo tutti i baobab. E allora raccontava di un pianeta abitato da un pigro che aveva trascurato 3 arbusti. Su indicazione del piccolo principe disegnai quel pianeta. Allora il suggerimento che vi do, bambini, è di stare attenti ai baobab. Il quarto giorno invece il piccolo principe mi invitò a vedere un tramonto. Gli dissi però che bisognava aspettare qualche ora perché il sole tramontasse. Però mi ero dimenticato che sul suo piccolissimo pianeta, a differenza della Terra, bastava spostare la sedia di qualche passo per guardare il tramonto tutte le volte che volevi. Il mio ometto, allora, sempre con il sorriso, mi disse: sai, un giorno ho visto più di 40 tramonti. Dopo il terzo e il quarto arrivò anche il quinto giorno. Il piccolo principe mi domandò arrabbiato: ma una pecora, quando mangia gli arbusti, mangia anche i fiori e le spine? E io gli risposi di sì.
lo abbracciai e gli dissi: non preoccuparti per il fiore che tu ami. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una protezione per il tuo fiore. Allora così, quando il mio ometto si fu calmato, mi raccontò la storia del suo fiore. Un giorno era spuntato da un seme venuto da chissà dove e si era presentato dicendo: buongiorno, ti chiedo scusa, sono ancora un po' spettinato. Il piccolo principe non era riuscito a trattenere la sua ammirazione. Oh, come sei bello! Bello? Aveva risposto dolcemente il fiore. Sono nato insieme al sole. Ma è l'ora della colazione? Mi porteresti per favore del caffè e del latte? E il piccolo principe, tutto confuso, allora andò a cercare dell'acqua fresca per servire il fiore e dare la colazione. Scusa, sono molto preoccupato delle correnti d'aria. E allora il fiore chiese al piccolo principe: non avresti per caso un paravento? Sarei molto contento se questa sera mi mettessi a riparo sotto una campana di vetro. Il mio ometto aveva capito che il fiore era un po' complicato, però era anche molto profumato e anche tanto tenero. Così il mattino successivo il piccolo principe decise di partire. Spazzò accuratamente il camino dei suoi vulcani e strappò gli ultimi germogli dei baobab. Poi annaffiò per l'ultima volta il suo fiore e, guardandolo, scoprì che aveva una gran voglia di piangere. Addio, disse il piccolo principe al fiore. Il fiore tossì e disse: ieri sono stato uno sciocco, perché io ti voglio bene, ma non te l'ho detto. Cerca di essere felice, non mettermi la campana di vetro, non la voglio più. Non sono poi così raffreddato. Piccolo animale venga a trovarmi. Delle grosse bestie non ho paura, ho i miei artigli. E dicendolo mostrava le sue 4 spine. Poi continuò: hai deciso di partire? E allora vai, vai. Sapevo che diceva così solo perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso. Il piccolo principe allora cominciò il suo viaggio nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328. Vediamo se il prossimo lo dite voi. 300. Super. E anche 330. Ci siamo. Il primo asteroide era abitato da un re. Buongiorno, sire, disse il piccolo principe alla vista del re seduto sul suo maestoso trono. Su che cosa regnate? Beh, io regno su tutto, Rispose il re con grande semplicità. E le stelle vi ubbidiscono? Beh, ma certamente, io non tollero l'indisciplina. Mi piacerebbe tanto vedere un tramonto. Puoi ordinare al sole di tramontare? Avrai il tuo tramonto, lo esigerò. Ma aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Disse il piccolo principe. Gli rispose il re.
stampì di partenza e poi, con un sospiro, se ne andò. Ti nomino mio ambasciatore. Gridò il re. E il piccolo principe pensò durante il viaggio: sono proprio strani i grandi. Sul secondo asteroide, adesso che ho visto che siete tutti svegli, vado avanti. Siamo arrivati al secondo asteroide e lì trovo un vanitoso. E chi sono sti vanitosi? Sono quelli che amano farsi ammirare. Buongiorno, disse il piccolo principe. Che strano cappello avete! E il vanitoso rispose: io questo lo uso per salutare le persone quando vengo applaudito. Batti anche tu le mani una contro l'altra. Allora il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra per qualche minuto ed il vanitoso salutò sollevando il cappello. Dai, disse il vanitoso, dimmi che mi ammiri e che sono l'uomo più bello, più elegante, interessante ed intelligente di tutto il pianeta. Ma tu sei solo su questo pianeta. Non importa, tu dimmelo lo stesso. Va bene, ti ammiro, disse il piccolo principe. Alzò le spalle e se ne andò sull'asteroide vicino. Siamo arrivati al terzo asteroide. E sul terzo asteroide trovò un ubriacone. Ciao! Cosa fai? Disse il piccolo principe. Rispose l'ubriacone. E perché bevi? Io bevo per dimenticare. Per dimenticare che cosa? Insistette il piccolo principe. Io bevo per dimenticare. Non vergogno di me. Confessò l'ubriacone abbassando la testa. Il piccolo principe allora se ne andò un po' confuso e molto malinconico. Siamo arrivati a che asteroide? Bravi, il quarto asteroide. E il quarto asteroide era abitato da un uomo d'affari. E il piccolo principe educatamente lo salutò e gli disse: buongiorno! E questo uomo d'affari si fece trovare a fare i conti. 3 più 4 fa 7, 5 più 7 è 12. E dunque fa 500.620.712. 5.500 milioni di che? Disse di nuovo il piccolo principe. 500 milioni di... non lo so più.
ho talmente da fare, sono un uomo serio io. A milioni di che? Continuò sempre più curioso il piccolo principe. E allora l'uomo d'affari alzò la testa e disse: milioni di stelle! Oh, ma tu possiedi le stelle? E a chi ti serve possedere tutte queste stelle? Beh, mi serve ad essere ricco, così posso comprare altre stelle e diventare ancora più ricco. Io, disse il piccolo principe, possiedo un fiore, uno che annaffio tutti i giorni e 3 vulcani che pulisco tutte le settimane. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle tue stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non riuscì a rispondere. Era rimasto di stucco. E così il piccolo principe, un'altra volta, se ne andò, sempre più meravigliato e perplesso. Senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionario. Allora pensò dentro di sé: forse quest'uomo è strano ed assurdo, però è meno strano ed assurdo del re, del vanitoso, anche dell'uomo d'affari e sicuramente dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. Il piccolo principe, continuando il suo viaggio, sentì dentro di sé di amare questo uomo che era così fedele al suo lavoro ed era anche il meno ridicolo di tutti gli altri che aveva incontrato. Questo asteroide, invece, era molto grande e pieno di libri. Conobbe su questo pianeta un vecchio signore
al quale chiese incuriosito quale fosse il suo lavoro. Io sono un geografo, disse il vecchio signore. Su questi libri che vedi, io scrivo dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne, i deserti. È molto interessante, disse il piccolo principe. Questo finalmente è un vero mestiere. Sul mio pianeta è tutto piccolo, ho 3 vulcani e sempre un fiore. Noi non annotiamo i fiori, disse il geografo. E perché? Sono la cosa più bella, replicò il piccolo principe. Perché i fiori sono effimeri e sono destinati a scomparire in poco tempo, disse il geografo. Il piccolo principe allora rispose: quindi il mio fiore è effimero ed è destinato a scomparire presto? Ed io l'ho lasciato solo. Così dicendo, il piccolo principe si sentì molto triste e si fece comunque coraggio pensando al suo fiore e partì alla scoperta di un nuovo pianeta. Interrogazione. Il 7° pianeta era quello in cui abitiamo noi, che si chiama Promossi, per quest'anno Promossi. Il 7° pianeta era appunto la Terra, che è un pianeta, possiamo dire, gigantesco. Sulla Terra ci sono tanti re, tantissimi geografi, un numero incalcolabile di uomini d'affari, speriamo bene di ubriaconi, e anche lampionai. Non parliamo poi dei vanitosi. Allora, arrivato sulla Terra, il piccolo principe fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di aver sbagliato pianeta, quando però vide muoversi una striscia tra la sabbia. Ciao! Disse il piccolo principe. Ciao! Disse il serpente. Che pianeta è questo? Domandò il piccolo principe. Questa è la Terra. Qui siamo in Africa, rispose il serpente. Senti, ma non c'è nessuno sulla Terra? Siamo nel deserto, non c'è nessuno nei deserti. Ma cosa sei venuto a fare qui? Io sono venuto per... sono venuto per un fiore. Ma dimmi, dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto. Anche con gli uomini si è soli, disse il serpente. Allora il piccolo principe lo guardò a lungo e gli disse: Sei buffo! Sei sottile come il gambo della mia rosa! Sì, sono buffo, ma sono anche molto potente, rispose il serpente. E il piccolo principe sorrise. Non mi sembra, non hai neppure le zampe. Il serpente allora si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe e disse:
suo fiore. Chi siete? Oh beh, dunque, noi siamo le rose, risposero insieme. E il piccolo principe si sentì molto infelice perché il suo fiore vi aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo, e lì nel giardino invece ce n'erano 5.000. E allora pensò: credevo di avere un fiore unico in tutto l'universo, invece sulla terra ci sono giardini colmi di rose. E seduto nell'erba si mise a piangere. Ad un tratto apparve una volpe. Come sei bella! Chi sei? Domandò il piccolo principe. Dunque, io sono una volpe. Rispose l'animale. Sei un po' triste. Ti va se giochiamo assieme? Le chiese il piccolo principe. Non posso giocare con te. Prima mi devi addomesticare. Disse la volpe. Scusa, ma cosa significa addomesticare? Chiese il piccolo principe. Significa che devi creare dei legami. Oggi tu per me sei un ragazzo uguale a tanti altri ragazzi. Ed io per te sono una volpe uguale a tante altre volpi. Tu non hai bisogno di me ed io non ho bisogno di te. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai unico per me ed io sarò unica per te. Mi sembra di capire, disse il piccolo principe. Sai, sul mio pianeta c'è un fiore e forse mi ha addomesticato. La volpe allora sorrise e poi disse: La mia vita è sempre uguale. Io ricorro le galline e gli uomini ricorrono me. In queste corse, correndo tutti insieme, tutte le galline e tutti gli uomini si assomigliano. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà diversa. Riconoscerò il rumore dei tuoi passi. I passi degli altri mi faranno nascondere sottoterra, mentre il tuo passo mi farà uscire dalla nave per venirti incontro. Vedi, per esempio, quel campo di grano laggiù ha il colore dell'oro. Anche i tuoi capelli hanno il colore dell'oro e quando mi avrai addomesticato, il grano mi farà pensare a te. Dai, addomesticami. Ma con piacere! E cosa devo fare? Domandò il piccolo principe sorridendo. Allora, innanzitutto devi avere molta pazienza, Continuò la volpe. All'inizio tu sarai seduto lontano dall'erba, ogni giorno però, poco alla volta, tu
arrivò l'ora della partenza e la volpe disse: viaggerò per il nostro distante, ma guarderò il grano, ti penserò e sarò felice. Ora vai a rivedere le rose, capirai che la tua rosa è unica nell'universo, e quando ritornerai a salutarmi ti dirò un segreto. Il piccolo principe allora tornò dalle rose e soddisfatto disse loro: siete belle, ma non quanto la mia rosa. Siete come era la mia volpe prima di essere addomesticata. Siete uguali a 100.000 altre rose. Ora la volpe è mia amica e per me è unica al mondo. Così anche la mia rosa è unica per me e più importante di tutte le altre rose. Perché è lei che ho ascoltato, curato, innaffiato e riparato dal vento. E ritornò di corsa e felice dalla volpe. Disse il piccolo principe. Addio, disse la volpe. Prima di andare ti dico il mio segreto. Un segreto molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. Il piccolo principe per ricordarselo. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. E poi la volpe continuò: non dimenticare questa verità. Tu sarai sempre responsabile di quello che hai addomesticato, quindi sarai sempre responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. All'8° giorno nel deserto, ormai senza più una goccia d'acqua, e ci mettemmo così a cercare un pozzo. Venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Ci sedemmo vicini, io ed il mio ometto, e lui mi disse: il deserto è bello perché nasconde un pozzo da qualche parte. Sì, risposi, ci sono tante bellezze nel deserto che sono invisibili. Sono contento che tu pensi le stesse cose della mia volpe, disse il piccolo principe con un sorriso sulle labbra, e poi si addormentò. Allora lo presi tra le braccia
braccia e mi rimisi in cammino. Durante il viaggio pensai: sei tanto dolce e fragile, ometto. Hai un grande tesoro invisibile nel cuore. Sono proprio commosso dalla tua fedeltà ad un fiore. La corda e si mise in moto la carrucola. Bevemmo tutti e due soddisfatti e contenti di quest'acqua che era più importante di un semplice alimento, perché era nata dal faticoso cammino sotto le stelle e dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. Eravamo felici, seduti sulla sabbia, quando il piccolo principe mi disse dolcemente: devi mantenere la tua promessa. Allora io, un po' sorpreso, gli chiesi: ma quale promessa? Una museruola per la mia pecora. Disegnai in qualche modo una museruola e gliela consegnai chiedendogli: hai dei progetti che non conosco? E lui, un po' imbarazzato, mi disse: sai, quando sono venuto sulla terra, domani sarà passato un anno. Ero caduto qui vicino. Ed arrossì. E io gli dissi: allora quel mattino in cui ti ho conosciuto e passeggiavi tutto solo, cercavi il punto della tua caduta? E il piccolo principe arrossì di nuovo e mi rispose: ora devi aggiustare il motore del tuo aereo. Vai, ci ritroveremo qui domani sera. Preoccupato, mi incamminai verso l'aereo. L'indomani sera vidi da lontano il mio piccolo principe seduto su un muretto di pietra vicino al pozzo. Lo sentivo parlare, ma non vedevo nessuno vicino a lui. Quando fui più vicino, sentii chiaramente queste parole: sì, il giorno è questo, ma il luogo è sbagliato. Mi troverai seguendo le mie tracce nella sabbia. Ti aspetto questa notte. Dopo un attimo di silenzio, il piccolo principe allora disse: non mi farei soffrire troppo, vero? Mi avevi detto che il tuo veleno era molto potente. C'era uno di quei serpenti gialli, uno di quelli che ti uccidono in pochi secondi, e
abbracciai e strinsi il mio ometto. Tremava, era impaurito. E allora gli chiesi: non capisco, ma tu parli con i serpenti. Cosa voleva da te quell'animale tanto pericoloso? Mi guardò e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere forte il suo cuore e poi mi disse: sono contento che tu abbia aggiustato il motore dell'aereo, così potrai ritornare a casa tua. Anch'io oggi ritorno a casa mia. Sentivo che stava succedendo qualcosa di straordinario e dissi: ho qui la tua pecora. Ho portato anche la cassetta e la museruola. E allora lui sorrise dolcemente. Ometto caro, voglio sentirti ridere ancora per tanto, tanto tempo. Sorrise nuovamente e disse: questa notte la mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto un anno fa. Le cose importanti non si vedono. La notte tu guarderai le stelle, ma non vedrai la mia stella perché è troppo piccola. Così la mia stella sarà per te una delle tante stelle del cielo. Allora ti piacerà guardare tutte le stelle, tutte quante, anche quelle che non si vedono, e tutte saranno tue amiche. Senti, voglio farti un regalo. Anch'io allora sorrisi ed il piccolo principe continuò dicendo: io abiterò sulla mia piccola stella e di notte ti sorriderò ogni volta che guarderai il cielo. Tu non mi vedrai ed allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu solo avrai delle stelle che sanno ridere e riderai insieme a me. Qualche volta, aprendo la finestra, i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. E tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere. E ti crederanno pazzo. Poi ridivenne serio. Questa notte mi incontrerò con il serpente. Tu non venire, sembrerà che io mi senta male. Tu non venire, non ne vale la pena. Così si era incamminato senza fare rumore.
rimase immobile per un istante. E cadde dolcemente sulla sabbia. Sia ritornato sul suo pianeta, perché il giorno dopo non c'era più traccia del suo corpo sulla sabbia. Qualche anno dopo mi ricordai di una cosa simpatica. Alla museruola disegnata per il Piccolo Principe non avevo messo la corda di cuoio, quindi il mio netto non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi chiedo se la pecora abbia mangiato il fiore. E voi cosa dite? L'avrà mangiata o non l'avrà mangiata? È un bel mistero. Io però penso proprio di no, perché il Piccolo Principe tutte le notti mette il suo fiore sotto la campana di vetro. Poi ci penso ancora e mi dico, una volta o l'altra il mio metto si distrae e dimentica la campana di vetro, oppure la pecora esce senza far rumore durante la notte e si mangia il fiore. È proprio un grande mistero sapere se nell'universo una pecora che non conosciamo abbia mangiato o non abbia mangiato una rosa. Noi comunque, tutti noi, abbiamo un segreto. Guarderemo il cielo e domanderemo alle stelle: la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? Se tutte le stelle ci sorrideranno, sapremo che la pecora non ha mangiato la rosa e saremo felici insieme al Piccolo Principe. Fatemi un favore, se possibile, non dite nulla ai grandi di questo nostro segreto. Li conoscete i grandi? I grandi non capirebbero. Ah, dimenticavo. Se un giorno farete un viaggio in Africa, magari con i vostri genitori, nel deserto, fermatevi un momento a guardare le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde
quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili, scrivetevi subito che è ritornato il piccolo principe. Bene, siamo al termine adesso e l'ultima cosa che faremo avendo qua la fanfara della Brigata Alpina Iulia ci farà ascoltare una cosa meravigliosa. Chiedo a tutti quanti di alzarsi in piedi, per favore. Di solito noi alpini mettiamo la mano destra sul cuore perché il cuore per noi è l'Italia e quindi sentendo l'inno nazionale e lo cantiamo tutti insieme, va bene? L'inno nazionale.
questa magnifica fiaba musicale. E non abbiamo mai detto questo, però penso che abbiamo coronato bene questo 70° e 100° anniversario per Palmanova e la sezione di Palmanova. Arrivederci a tutti e buonanotte, con la speranza sempre di non avere 40 anni per aspettare